Nessuna risposta da parte della Giunta della Regione Veneto all'interrogazione sul ripristino degli orari delle corse delle linee urbane di Chioggia e non è che il futuro appaia meno nebuloso, afferma la consigliera regionale pentastellata Erika Baldin. Analoga interrogazione è stata fatta anche dal consigliere Montanariello, ma nessuna novità per entrambi. La proroga concessa scadrà a giorni, non sarà rinnovata, non si sa ancora se il servizio andrà a gara e quando. L'unica cosa certa, afferma Baldin, è il disagio della popolazione, soprattutto quella anziana che ha visto dimezzare corse e rimuovere linee, quelle verso il mare in particolar modo in stagione balneare. Si è a giugno, afferma Baldin, ma in questo caso si è avvolti nella nebbia. La regione, come ACTV, sembra abbiano scordato che la priorità sono le esigenze dell'utenza e sottolinea la mancanza della filiera leghista tra Chioggia e Venezia in questo contesto. A giorni, infatti, il 15 giugno, ne abbiamo 12, scadrà la proroga. L'utenza si sta chiedendo come sarà organizzato il TPL, che linee e che corse saranno mantenute, quali subiranno eventuali e ulteriori tagli. Il trasporto è un servizio che non dovrebbe mancare in una città con 48.000 anime, ma al momento non sembra che si sappia ufficialmente nulla. E siamo nello studio del servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.